suoi meriti religiosi. Papa Leone XIV, che si trovava in volo verso l'Algeria, ha risposto prontamente, ribadendo il suo impegno per la pace e il dialogo. In un'intervista ha dichiarato di non temere l'amministrazione Trump e di non voler entrare in un dibattito politico, sottolineando che il suo compito è parlare del Vangelo e promuovere la pace. Non sono un politico, ha affermato, esortando i leader mondiali a riflettere sulle sofferenze causate dalla guerra e a perseguire la riconciliazione. Le tensioni tra Trump e Papa Leone XII non sono nuove e risalgono a divergenze precedenti sulla politica internazionale. Trump ha criticato il Papa per non condannare l'Iran per il suo programma nucleare e per non prendere una posizione più dura contro il Venezuela, accusato di inviare droghe negli Stati Uniti. Queste critiche hanno alimentato ulteriormente la frattura tra la Casa Bianca e il Vaticano. Il durissimo attacco di Trump ha suscitato reazioni anche da parte di altri leader religiosi e politici. I vescovi americani hanno definito le parole di Trump denigratorie, ribadendo che il Papa non è un avversario politico, ma un messaggero di pace. L'arcivescovo Paul S. Coakley ha difeso il pontefice, sottolineando che il suo ruolo è quello di promuovere la verità del Vangelo e la cura delle anime, non di essere una controparte politica. Il 12 aprile 2026 segna la fine di un'era politica in Ungheria, con la sconfitta di Viktor Orban e l'elezione di Péter Magyar, leader del partito di opposizione Tissa, come nuovo primo ministro. La vittoria di Magyar, sancita da un'affluenza record alle urne, con oltre il 77% di partecipazione, segna la fine dei 16 anni di governo di Orban, che aveva dominato la politica ungherese con politiche autoritarie e un rapporto controverso con l'Unione Europea. Magyar ha ottenuto una supermaggioranza, conquistando 138 seggi su 199, il che gli permette di modificare la Costituzione e introdurre un nuovo corso politico. Orban, che aveva guidato il paese in un periodo di crescente isolamento internazionale, ha ammesso la sconfitta, definendo il risultato chiaro e doloroso. Nonostante le critiche per le sue politiche autoritarie, ha promesso di continuare a servire l'Ungheria dall'opposizione. La sua sconfitta non segna solo la fine di un ciclo politico interno, ma anche una svolta nelle dinamiche geopolitiche dell'Ungheria, con il nuovo governo che si propone di rafforzare i legami con l'Unione Europea e la NATO, sbloccando fondi cruciali per il paese. La vittoria di Magyar è stata accolta con favore da molti leader europei, tra cui Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, che ha definito il risultato un cuore che batte più forte in Europa. Anche il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno salutato con ottimismo l'esito delle elezioni, sperando in una stretta collaborazione, stretta colleria fra l'Ungheria e gli altri paesi dell'Unione. Si è messo a fare l'autista di August? No, faccio l'autista di Augusto. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, mi sto uscendo. Non devi andare fuori.
Ci hanno vinto la lotteria, donna. Non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, donna, ci assomigliamo io e tu. Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? A Emma e Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi, Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. a volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavamo lasciando. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Donald Trump ha lanciato un duro attacco alla premier italiana Giorgia Meloni, accusandola di non supportare adeguatamente gli Stati Uniti, in particolare riguardo alla guerra in Iran e alle questioni nucleari. In un'intervista, Trump ha definito scioccante la posizione di Meloni, accusandola di non voler contribuire a fermare l'Iran e di non essere di supporto nella lotta contro il programma nucleare iraniano. La critica ha scatenato forti reazioni politiche in Italia, con l'opposizione che ha preso le difese della premier, mentre alcuni esponenti del governo, come Antonio Tajani, hanno sottolineato l'importanza di mantenere l'unità dell'Occidente, ma con rispetto reciproco. Le accuse di Trump non si sono limitate alla Meloni, ma hanno coinvolto anche Papa Leone, accusato di non comprendere la gravità della situazione in Iran. Le parole del presidente americano hanno sollevato un dibattito interno, con Matteo Renzi che ha criticato la leadership della Meloni, mentre Carlo Calenda ha difeso la premier, lodando la sua fermezza nel rispondere a Trump. Il 13 aprile 2026, la città di Foggia è stata scossa da un tragico omicidio. Annibale Carta, un personal trainer di 42 anni noto come Dino, è stato ucciso a colpi di pistola mentre passeggiava con il suo cane nei pressi dello stadio Zaccheria. L'uomo, incensurato e rispettato nella sua comunità, è stato raggiunto da almeno 4 proiettili sparati probabilmente da un'arma di piccolo calibro. Nonostante i soccorsi immediati, Carta è morto sul posto. Il quartiere, sconvolto dall'accaduto, ha descritto Carta come una persona tranquilla, amato per la sua disponibilità e passione per il lavoro nel fitness. Le indagini sono in corso, con i carabinieri che stanno analizzando testimonianze e telecamere di sorveglianza per identificare l'autore dell'omicidio. La famiglia e la comunità sono profondamente colpite dalla perdita, e si spera che la giustizia faccia il suo corso. Il 12 aprile 2026, 2 maggiorenni sono stati fermati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni, 46 anni, ucciso durante una violenta rissa a Massa, in piazza Palma. L'incidente ha coinvolto anche alcuni minorenni e ha portato al grave ferimento di un altro uomo. I carabinieri di Massa, intervenuti tempestivamente, hanno identificato i sospetti, tra cui Ionut Alexandru Miron, 23 anni, e Eduard Alin Carutasu, 19 anni, entrambi di nazionalità rumena. I due sono accusati di concorso in omicidio volontario. Le indagini, coordinate con la Procura dei minorenni di Genova,
stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. L'autopsia su Bongiorni è prevista nei prossimi giorni e gli interrogatori di garanzia per i sospetti saranno fissati per la prossima settimana. Un giovane di 17 anni, residente a Sant'Egidio alla Vibrata, è stato arrestato per propaganda e istigazione alla delinquenza. L'operazione ha portato al sequestro di dispositivi informatici contenenti materiale estremista, tra cui manuali su come realizzare armi con stampanti 3D. Il ragazzo aveva anche documenti su suprematismo razziale, terrorismo e tecniche per costruire bombe Molotov. Inoltre, è emerso che il giovane promuoveva pratiche sataniche e aveva minacciato di compiere atti violenti, inclusi omicidi, in chat su Telegram. Le indagini hanno rivelato la pericolosità crescente del giovane, che stava pianificando atti terroristici. Le forze dell'ordine, grazie all'intervento tempestivo, hanno evitato gravi conseguenze, mentre continuano a monitorare il fenomeno del terrorismo online. Booking.com ha confermato di essere stata vittima di un attacco hacker che ha messo a rischio i dati personali di alcuni dei suoi utenti. L'attacco ha consentito a terze parti non autorizzate di accedere a informazioni sensibili relative a prenotazioni, inclusi nomi, indirizzi email, numeri di telefono e dettagli delle prenotazioni. Fortunatamente, i dati finanziari degli utenti non sono stati compromessi. In risposta all'incidente, la compagnia ha aggiornato i codici PIN delle prenotazioni e ha informato gli utenti tramite email. Booking.com ha avvertito inoltre i suoi utenti del rischio di phishing, in quanto alcuni hanno segnalato la ricezione di messaggi sospetti che cercavano di ottenere ulteriori informazioni personali. La piattaforma ha consigliato di controllare lo stato delle prenotazioni tramite l'account ufficiale e di adottare misure di sicurezza sui dispositivi. L'attacco sottolinea i rischi legati alla protezione dei dati personali online e la necessità di prestare attenzione a eventuali comunicazioni sospette. Donald Trump ha lanciato un duro attacco alla premier italiana Giorgia Meloni, accusandola di non supportare adeguatamente gli Stati Uniti, in particolare riguardo alla guerra in Iran e alle questioni nucleari. In un'intervista, Trump ha definito scioccante la posizione di Meloni, accusandola di non voler contribuire a fermare l'Iran e di non essere di supporto nella lotta contro il programma nucleare iraniano. La critica ha scatenato forti reazioni politiche in Italia, con l'opposizione che ha preso le difese della premier, mentre alcuni esponenti del governo, come Antonio Tajani, hanno sottolineato l'importanza di mantenere l'unità dell'Occidente, ma con rispetto reciproco. Le accuse di Trump non si sono limitate alla Meloni, ma hanno coinvolto anche Papa Leone, accusato di non comprendere la gravità della situazione in Iran. Le parole del presidente americano hanno sollevato un dibattito interno, con Matteo Renzi che ha criticato la leadership della Meloni, mentre Carlo Calenda ha difeso la premier, lodando la sua fermezza nel rispondere a Trump. Il 13 aprile 2026, la città di Foggia è stata scossa da un tragico omicidio. Annibale Carta, un personal trainer di 42 anni noto come Dino, è stato ucciso a colpi di pistola mentre passeggiava con il suo cane nei pressi dello stadio Zaccheria. L'uomo, incensurato e rispettato nella sua comunità, è stato raggiunto da almeno 4 proiettili sparati probabilmente da un'arma di piccolo calibro. Nonostante i soccorsi immediati, Carta è morto sul posto. Il quartiere, sconvolto dall'accaduto, ha descritto Carta come una persona tranquilla, amato per la sua disponibilità e passione per il lavoro nel fitness. Le indagini sono in corso, con i carabinieri che stanno analizzando testimonianze e telecamere di sorveglianza per identificare l'autore dell'omicidio. La famiglia e la comunità sono profondamente colpite dalla perdita, e si spera che la giustizia faccia il suo corso. Il 12 aprile 2026,
2 maggiorenni sono stati fermati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni, 46 anni, ucciso durante una violenta rissa a Massa, in piazza Palma. L'incidente ha coinvolto anche alcuni minorenni e ha portato al grave ferimento di un altro uomo. I carabinieri di Massa, intervenuti tempestivamente, hanno identificato i sospetti, tra cui Ionut Alexandru Miron, 23 anni, e Eduard Alin Carutasu, 19 anni, entrambi di nazionalità rumena. I 2 sono accusati di concorso in omicidio volontario. Le indagini, coordinate con la Procura dei minorenni di Genova, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. L'autopsia su Bongiorni è prevista nei prossimi giorni e gli interrogatori di garanzia per i sospetti saranno fissati per la prossima settimana. Un giovane di 17 anni, residente a Sant'Egidio alla Vibrata, è stato arrestato per propaganda e istigazione alla delinquenza. L'operazione ha portato al sequestro di dispositivi informatici contenenti materiale estremista, tra cui manuali su come realizzare armi con stampanti 3D. Il ragazzo aveva anche documenti su suprematismo razziale, terrorismo e tecniche per costruire bombe Molotov. Inoltre, è emerso che il giovane promuoveva pratiche sataniche e aveva minacciato di compiere atti violenti, inclusi omicidi, in chat su Telegram. Le indagini hanno rivelato la pericolosità crescente del giovane, che stava pianificando atti terroristici. Le forze dell'ordine, grazie all'intervento tempestivo, hanno evitato gravi conseguenze, mentre continuano a monitorare il fenomeno del terrorismo online. Booking.com ha confermato di essere stata vittima di un attacco hacker che ha messo a rischio i dati personali di alcuni dei suoi utenti. L'attacco ha consentito a terze parti non autorizzate di accedere a informazioni sensibili relative a prenotazioni, inclusi nomi, indirizzi email, numeri di telefono e dettagli delle prenotazioni. Fortunatamente, i dati finanziari degli utenti non sono stati compromessi. In risposta all'incidente, la compagnia ha aggiornato i codici PIN delle prenotazioni e ha informato gli utenti tramite email. Booking.com ha avvertito inoltre i suoi utenti del rischio di phishing, in quanto alcuni hanno segnalato la ricezione di messaggi sospetti che cercavano di ottenere ulteriori informazioni personali. La piattaforma ha consigliato di controllare lo stato delle prenotazioni tramite l'account ufficiale e di adottare misure di sicurezza sui dispositivi. L'attacco sottolinea i rischi legati alla protezione dei dati personali online e la necessità di prestare attenzione a eventuali comunicazioni sospette. A Massa, nella zona di Piazza Palma, si è verificato un tragico episodio che ha sconvolto la comunità. Durante una violenta rissa tra un gruppo di giovani, tra cui alcuni minorenni, 2 uomini sono stati coinvolti in un'aggressione fisica che ha avuto esiti drammatici. Giacomo Bongiorni, un uomo di 46 anni, ha perso la vita a causa delle ferite riportate durante la rissa, mentre l'altro uomo coinvolto è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di identificare rapidamente i soggetti coinvolti, tra cui anche alcuni minorenni. Questo ha suscitato particolare preoccupazione, considerando la gravità della situazione. Le indagini hanno portato al fermo di 2 maggiorenni, Ionut Alexandru Miron, di 23 anni, e Eduard Alin Carutasu, di 19 anni, entrambi di nazionalità rumena. I 2 sono accusati di concorso in omicidio volontario. La Procura della Repubblica di Massa ha avviato un'intensa attività investigativa, collaborando con la Procura dei minorenni di Genova. Nei prossimi giorni, l'autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni fornirà ulteriori dettagli cruciali per comprendere meglio l'incidente e le cause della morte. Inoltre, la Procura ha fissato gli interrogatori di garanzia per i 2 arrestati, che avverranno nei primi giorni della prossima settimana. Questo episodio ha scosso profondamente la comunità di Massa, che ora attende giustizia per una morte che, secondo le autorità, è stata causata da un'aggressione violenta e senza motivo.
Donald Trump ha criticato duramente la premier italiana Giorgia Meloni, accusandola di non supportare adeguatamente gli Stati Uniti, specialmente riguardo alla guerra in Iran e al programma nucleare iraniano. Durante un'intervista, Trump ha dichiarato di essere scioccato dalla sua posizione, dicendo che Meloni non vuole aiutarli a fermare l'Iran. Le sue critiche non si sono fermate qui. Ha anche attaccato Papa Leone Capodice, accusandolo di non comprendere la gravità della situazione in Iran. Le parole di Trump hanno suscitato forti reazioni in Italia, con la politica italiana divisa. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha condannato l'attacco, sostenendo che l'Italia è un paese sovrano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha difeso la posizione di Meloni, sottolineando che l'Italia resterà un alleato sincero dell'Occidente, ma con rispetto reciproco. Matteo Renzi ha criticato la leadership di Meloni, accusandola di non aver gestito bene la questione dei migranti e dell'energia, mentre Carlo Calenda di Azione ha lodato Meloni per aver risposto con coraggio a Trump. Le dichiarazioni di Trump mettono in discussione le relazioni future tra Italia e Stati Uniti, ma il governo italiano ha ribadito il suo impegno nelle alleanze internazionali. Palagonia, i carabinieri con il supporto dello squadrone e riportato cacciatori di Sicilia hanno arrestato un 26enne per spaccio di droga. Le indagini sono partite da un comportamento sospetto del giovane, che frequentava frequentemente la sua abitazione. Dopo aver seguito il suo movimento, i militari lo hanno fermato insieme a un coetaneo e, durante un controllo, hanno deciso di perquisire la sua casa. All'interno hanno trovato 30 grammi di marijuana, dosi già pronte per la vendita, hashish e bilancini di precisione. Ma la sorpresa più grande è stata una cassaforte, nella quale dopo l'intervento dei vigili del fuoco sono stati rinvenuti 12 grammi di cocaina e 7 grammi di crack. Il giovane è stato arrestato e l'operazione è stata convalidata dall'autorità giudiziaria, segnando un successo nella lotta alla criminalità e al traffico di droga a Palagonia. Un ragazzo di 17 anni di Sant'Egidio alla Vibrata è stato arrestato per aver diffuso materiale estremistico alla violenza. Le indagini, partite dalla Procura dei minorenni di L'Aquila, hanno portato alla perquisizione della sua casa, dove sono stati trovati dispositivi informatici contenenti materiale neonazista, suprematista e terrorista, inclusi manuali per realizzare armi con stampanti 3D. Il giovane possedeva una stampante 3D e aveva intenzione di costruire pistole semiautomatiche. Tra i documenti trovati c'erano anche guide per costruire bombe Molotov e informazioni su tecniche di attacco fisico letali. Il ragazzo aveva minacciato di compiere un omicidio, dichiarando di voler accoltellare qualcuno a morte a Bergamo. Le autorità hanno arrestato il giovane e lo hanno collocato in una comunità per motivi di sicurezza pubblica. L'operazione ha impedito che il ragazzo, che aveva già mostrato inclinazioni violente, potesse realizzare i suoi piani di terrorismo. Il materiale sequestrato ha evidenziato l'uso di tecnologie per realizzare armi e il crescente rischio che simili ideologie estremiste si diffondano tramite i social media. L'operazione ha anche sottolineato l'importanza di monitorare le attività online per prevenire le ideologiche. Booking.com è stato recentemente vittima di un attacco hacker che ha messo a rischio i dati personali di alcuni utenti. Gli hacker sono riusciti a ottenere informazioni sensibili relative alle prenotazioni, tra cui nomi, indirizzi, email, numeri di telefono e dettagli delle prenotazioni. Tuttavia, i dati relativi ai pagamenti non sono stati compromessi. Dopo l'attacco, Booking.com ha aggiornato i codici PIN delle prenotazioni e ha informato gli utenti colpiti tramite email. L'attacco ha anche creato il rischio di phishing con alcuni utenti che hanno ricevuto messaggi sospetti via email e WhatsApp, cercando di ottenere ulteriori informazioni personali. Booking.com ha avvertito gli utenti di prestare attenzione a comunicazioni non verificate e di non cliccare su link sospetti.
Per prevenire ulteriori danni, Booking.com ha consigliato agli utenti di controllare lo stato delle prenotazioni tramite il loro account ufficiale, attivare misure di sicurezza sui dispositivi e aggiornare gli antivirus. Inoltre, la piattaforma ha invitato a contattare il servizio clienti in caso di dubbi o tentativi di phishing. Questo attacco hacker mette in evidenza i rischi legati alla sicurezza dei dati personali su piattaforme online. Un tragico omicidio ha scosso la città di Foggia nella serata del 13 aprile 2026, quando Annibale Carta, noto personal trainer di 42 anni, è stato ucciso a colpi di pistola mentre passeggiava con il suo cane nel quartiere vicino allo stadio Zaccheria. Conosciuto da tutti come Dino, Carta è stato colpito da almeno 4 proiettili, probabilmente sparati da un'arma di piccolo calibro. Nonostante l'intervento dei soccorsi, la vittima non è riuscita a sopravvivere agli spari. L'omicidio è avvenuto in tarda serata in via Caracciolo, una zona semicentrale della città. Secondo le prime ricostruzioni, Carta era uscito di casa per portare a spasso il suo cane quando è stato raggiunto dai colpi. I residenti della zona, allarmati dai rumori degli spari, sono rimasti sconvolti. Molti descrivono la vittima come una persona tranquilla e rispettata nella comunità. Una bravissima persona. Sposato con figli piccoli. Non ci siamo accorti di nulla, abbiamo solo sentito alcuni colpi, ma non abbiamo capito subito cosa fosse successo. Davvero una cosa terribile, hanno raccontato alcuni abitanti della zona. Annibale Carta era molto conosciuto per il suo lavoro come personal trainer, aiutando molte persone a migliorare la loro condizione fisica. La sua morte ha sconvolto amici, familiari e tutta la comunità, che ora si interroga sul motivo di un gesto così violento e inspiegabile. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente sul luogo dell'omicidio. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto, ma al momento non ci sono certezze sul movente. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare l'autore dell'agguato. Non vengono escluse piste legate a conflitti personali, ma anche altre ipotesi sono al vaglio. Un tragico episodio ha sconvolto la città di Siverek, nel sud-est della Turchia, quando un ex studente della scuola professionale tecnica Ahmet Koyuncu ha aperto il fuoco all'interno dell'istituto, ferendo 16 persone, tra cui studenti, insegnanti e altri membri del personale. L'aggressore, un giovane di 18 anni, ha colpito senza un apparente obiettivo specifico, causando il panico tra i presenti. Dopo l'attacco si è barricato all'interno della scuola e si è tolto la vita prima dell'arrivo delle forze di polizia. Le vittime fortunatamente sono tutte sopravvissute, ma alcuni feriti sono in gravi condizioni, in particolare un insegnante che si trova in stato critico. I 16 feriti, tra cui 10 studenti, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Siverek, con 4 di loro trasferiti per ricevere cure più avanzate. Nonostante la gravità della situazione, nessuna vittima ha perso la vita. L'attacco ha scosso profondamente la comunità locale, dato che episodi di sparatorie nelle scuole sono rari in Turchia. Le forze di polizia, unitamente alle unità speciali, sono intervenute tempestivamente per evacuare gli studenti e il personale scolastico, evitando ulteriori tragedie. Tuttavia, il movente dietro questa violenza rimane sconosciuto. Le autorità hanno avviato un'indagine approfondita per comprendere le cause di questo gesto, anche se si ipotizza che l'aggressore fosse in uno stato di crescente instabilità emotiva e sociale. Il governatore di Sanliurfa, Hasan Sildak, ha dichiarato che l'incidente sembra essere un episodio isolato, ma ha comunque sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle scuole e sulla gestione di problematiche emotive tra i giovani. La procura locale sta seguendo attentamente il caso. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran ha raggiunto nuove vette di tensione con l'annuncio del blocco navale imposto dagli Stati Uniti nello stretto di Hormuz
una delle rotte marittime più strategiche al mondo. La misura, che coinvolge 15 navi statunitensi per monitorare e fermare il traffico attraverso la zona, ha suscitato preoccupazioni internazionali, in particolare per il suo impatto sull'economia globale e il flusso di petrolio. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha espresso timori per i danni economici derivanti dalla chiusura di una delle arterie vitali per il commercio internazionale. Nonostante gli sforzi diplomatici per fermare l'escalation, i colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad sono falliti dopo 21 ore di discussioni. Le divergenze rimangono profonde, con l'Iran che rifiuta le richieste degli Stati Uniti di sospendere per 20 anni l'arricchimento dell'uranio. Da parte sua, il governo iraniano ha accusato Washington di avere posizioni irrealistiche e ha continuato a criticare le pressioni economiche come una forma di terrorismo economico. Nel frattempo, la Cina, alleata dell'Iran, ha reagito duramente alle minacce di Trump riguardo a possibili dazi su merci cinesi, minacciando di adottare contromisure. Pechino ha anche denunciato il blocco navale come una minaccia alla stabilità regionale, ritenendo che possa acutizzare ulteriormente le tensioni e mettere a rischio il fragile cessate il fuoco in corso. La Lombardia si prepara a diventare un punto di riferimento internazionale per il downhill e l'e-bike nel 2026, con eventi di grande rilevanza che vedranno protagonisti Aprica, Bormio e Madesimo. La regione ospiterà le tappe degli internazionali d'Italia downhill e la World Cup e-bike, consolidando la sua posizione nel panorama del turismo sportivo di montagna. Le gare si svolgeranno a Aprica dal 12 al 14 giugno, Bormio dal 31 luglio al 2 agosto, Madesimo dal 4 al 6 settembre. Oltre a far parte della Coppa Italia FCI, le tappe saranno anche inserite nel circuito internazionale Ryder Cup 2026, riconosciuto da UCI e FFCI. Un'importante aggiunta al calendario sarà la World Cup e-bike del 7 giugno ad Aprica, con una prova del campionato italiano FMI. Questo impegno, frutto di una collaborazione tra Regione Lombardia, amministrazioni locali e federazioni, punta a unire sport, promozione turistica, giovani e sicurezza, potenziando le infrastrutture e le opportunità di crescita per i territori montani, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, promuovendo la destagionalizzazione. Madesimo, Bormio e Aprica sono territori simbolo di questo cambiamento, con impianti e percorsi che richiamano appassionati e atleti da tutta Italia e dall'estero. Il sindaco di Madesimo, Daniela Pilatti, ha sottolineato come il Made Bike Park della località stia diventando un punto di riferimento per il downhill, mentre il sindaco di Bormio, Silvia Cavazzi, ha evidenziato il valore di una visione condivisa che coinvolge tutta la Valtellina. Aprica, con il suo Aprica Bike Land, inaugura quest'anno un nuovo bike park con 5 trail di diverse difficoltà e si prepara a ospitare 2 importanti gare internazionali. L'11 aprile 2026 un tragico errore ha segnato un raid aereo delle forze armate nigeriane contro il mercato di Jalli Fucimiram nel nord-est della Nigeria, che ha causato la morte di almeno 100 civili, tra cui numerosi bambini. L'operazione era destinata a colpire i ribelli jihadisti, tra cui i membri di Boko Haram, ma ha finito per colpire un mercato affollato, dove molti civili erano impegnati nelle loro attività quotidiane. Le stime locali parlano di oltre 200 vittime, ma il numero esatto non è ancora stato confermato. Amnesty International ha condannato fermamente l'uso sconsiderato della forza letale, sottolineando che l'attacco rappresenta una violazione dei diritti umani poiché colpisce indiscriminatamente i civili. L'organizzazione ha chiesto un'indagine indipendente per chiarire le circostanze dell'incidente e migliorare il coordinamento nelle operazioni militari. Le testimonianze parlano di bambini tra le vittime, aumentando la gravità dell'incidente e suscitando indignazione internazionale. L'esercito nigeriano ha difeso l'operazione, dichiarando che l'attacco era mirato a colpire un rifugio jihadista utilizzato dai membri di Boko Haram per raccogliere fondi. Nonostante le giustificazioni
Il numero elevato di vittime civili e i danni collaterali sollevano dubbi sulla modalità di conduzione delle operazioni. La Nigeria è da anni alle prese con l'insurrezione jihadista di Boko Haram, che controlla ampie aree nel nord-est del paese. Le forze armate nigeriane hanno spesso eseguito raid aerei per combattere i gruppi terroristici, ma questi attacchi sono difficili da pianificare in un territorio dove i ribelli si nascondono tra la popolazione civile. L'incidente ha suscitato reazioni forti, con la comunità internazionale che esercita pressioni affinché vengano adottate misure per evitare ulteriori tragedie. La necessità di un approccio più mirato e accurato nelle operazioni contro i gruppi jihadisti è urgente per prevenire altre perdite di vite innocenti e per ricostruire la fiducia della popolazione nelle forze armate nigeriane. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un nuovo picco, con l'annuncio da parte di Washington di un blocco navale nelle acque del Golfo di Oman e del Mar Arabico, a est dello Stretto di Hormuz, una zona cruciale per il traffico di petrolio globale. A partire dalle 16 del 13 aprile 2026, il blocco coinvolgerà tutte le imbarcazioni in transito, indipendentemente dalla loro bandiera, con eccezioni per il diritto di passaggio neutrale verso destinazioni non iraniane. Tuttavia, le navi potrebbero essere soggette a controlli per verificare la presenza di merci di contrabbando. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di eliminare qualsiasi nave iraniana che tentasse di violare il blocco, dichiarando su Truth Social: "La marina iraniana giace sul fondo del mare, completamente annientata. Se una qualsiasi di queste navi si avvicina al nostro blocco, verrà immediatamente eliminata." Trump ha inoltre enfatizzato i successi della Marina degli Stati Uniti nel fermare il traffico di droga, rivendicando il 98,2% di successo. Il blocco navale azione il dirottamento o il sequestro di navi che violino le restrizioni, con eccezioni per le spedizioni umanitarie come alimenti e forniture mediche, che dovranno essere ispezionate ma non bloccate. Le dichiarazioni di Trump hanno inasprito ulteriormente le tensioni con l'amministrazione statunitense, che ha aperto la possibilità di opzioni militari più drastiche in caso di fallimento dei negoziati. Non voglio farlo, ma si tratta delle loro risorse idriche, dei loro impianti di desalinizzazione, delle loro centrali elettriche che sono molto facili da colpire, ha dichiarato il presidente, suggerendo che l'Iran potrebbe essere vulnerabile a colpi mirati. Nel frattempo, i negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad sono falliti, con il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi che ha attribuito la colpa alla posizione massimalista degli Stati Uniti, che ha modificato costantemente le proprie richieste. Il 10 aprile 2026, la Digios della Questura di Napoli, insieme al Commissariato di Polizia di Stato di Castellammare di Stabia e al Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha eseguito un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 5 ultras della Juve Stabia accusati di rapina aggravata. L'ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, in relazione a un episodio di rapina avvenuto la notte del 7 dicembre 2024, dopo l'incontro di calcio tra Juve Stabia e Südtirol. Gli arrestati, tutti appartenenti alla tifoseria organizzata della Juve Stabia, sono accusati di aver rapinato tifosi del Südtirol, che dopo aver assistito alla partita si erano fermati nel centro di Castellammare di Stabia. I 5 destinatari delle misure cautelari sono stati sottoposti al divieto di dimora nel comune di Castellammare di Stabia, con 2 di loro sottoposti anche all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini hanno rivelato che gli ultras, utilizzando mazze di legno, hanno creato un serio pericolo per la sicurezza pubblica nei pressi dello stadio. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati oggetti rapinati, sciarpe, felpe e vessilli, presso i domicili di altri 6 indagati, accusati di ricettazione. Inoltre è stato emesso un provvedimento di DIASPO nei confronti di alcuni degli indagati con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Gli sviluppi delle indagini hanno anche portato alla scoperta che gli indagati avevano postato su Facebook, tramite 2 pagine legate agli ultras della Juve Stabia, le foto dei trofei rapinati, trattandoli come un simbolo di vittoria. Il forte vento che ha colpito la Puglia nelle ultime ore ha causato 2 tragici incidenti che hanno portato alla morte di 2 persone e al ferimento grave di un'altra. La Procura di Trani ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause degli eventi avvenuti a Bisceglie e Taranto, dove il maltempo ha avuto un impatto devastante, con vittime travolte da alberi e oggetti volanti. Il primo incidente si è verificato a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove una ragazzina di 12 anni è stata travolta da un albero abbattuto dal vento. La giovane stava tornando a casa da scuola quando l'albero è crollato su di lei, causando danni fatali. Nonostante il pronto intervento dei soccorritori, la ragazzina è deceduta durante il trasporto in ospedale. La Procura ha avviato un'inchiesta per capire se ci siano responsabilità nella gestione del verde pubblico. A Taranto, un altro tragico incidente ha visto la morte di Roberto Di Ponzio, un operaio di 38 anni colpito da un palo della luce, caduto mentre lavorava su una gru nei pressi del cimitero San Brunone. Le forti raffiche di vento hanno probabilmente causato la caduta improvvisa del palo, uccidendo l'operaio sul colpo. I carabinieri e il personale dello Spesal sono intervenuti per ricostruire l'incidente e accertare le eventuali responsabilità. In un altro episodio, a Margherita di Savoia, un operaio di 64 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in un'azienda agricola. L'uomo è stato colpito da cassoni di frutta che sono caduti a causa delle raffiche di vento. Trasportato d'urgenza in ospedale, ha riportato un trauma cranico e una frattura cervicale. Le indagini sono in corso. I rapporti tra la Casa Bianca e il Vaticano hanno raggiunto un punto di rottura senza precedenti, segnato dalle dure dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV. Il pontefice, il primo americano ad essere eletto Papa, è stato attaccato da Trump, che lo ha definito bole sulla criminalità e è pessimo in politica estera. La polemica è esplosa dopo un post pubblicato su Truth Social, dove Trump ha insinuato che l'elezione del Papa fosse dovuta più alla sua vicinanza agli Stati Uniti che ai suoi meriti religiosi. Papa Leone XIV, che si trovava in volo verso l'Algeria, ha risposto prontamente, ribadendo il suo impegno per la pace e il dialogo. In un'intervista ha dichiarato di non temere l'amministrazione Trump e di non voler entrare in un dibattito politico, sottolineando che il suo compito è parlare del Vangelo e promuovere la pace. Non sono un politico, ha affermato, esortando i leader mondiali a riflettere sulle sofferenze causate dalla guerra e a perseguire la riconciliazione. Le tensioni tra Trump e Papa Leone XII non sono nuove e risalgono a divergenze precedenti sulla politica internazionale. Trump ha criticato il Papa per non condannare l'Iran per il suo programma nucleare e per non prendere una posizione più dura contro il Venezuela, accusato di inviare droghe negli Stati Uniti. Queste critiche hanno alimentato ulteriormente la frattura tra la Casa Bianca e il Vaticano. Il durissimo attacco di Trump ha suscitato reazioni anche da parte di altri leader religiosi e politici. I vescovi americani hanno definito le parole di Trump denigratorie, ribadendo che il Papa non è un avversario politico, ma un messaggero di pace. L'arcivescovo Paul S. Coakley ha difeso il pontefice, sottolineando che il suo ruolo è quello di promuovere la verità del Vangelo e la cura delle anime, non di essere una controparte politica. Il 12 aprile 2026 segna la fine di un'era politica in Ungheria, con la sconfitta di Viktor Orban e l'elezione di Péter Magyar, leader del partito di opposizione Tissa, come nuovo primo ministro. La vittoria di Magyar, sancita da un'affluenza record alle urne, con oltre il 77% di partecipazione, segna la fine dei 16 anni di governo di Orban, che aveva dominato la politica ungherese con politiche autoritarie e un rapporto controverso con l'Unione Europea.
Magyar ha ottenuto una supermaggioranza, conquistando 138 seggi su 199, il che gli permette di modificare la Costituzione e introdurre un nuovo corso politico. Orban, che aveva guidato il paese in un periodo di crescente isolamento internazionale, ha ammesso la sconfitta, definendo il risultato chiaro e doloroso. Nonostante le critiche per le sue politiche autoritarie, ha promesso di continuare a servire l'Ungheria dall'opposizione. La sua sconfitta non segna solo la fine di un ciclo politico interno, ma anche una svolta nelle dinamiche geopolitiche dell'Ungheria, con il nuovo governo che si propone di rafforzare i legami con l'Unione Europea e la NATO, sbloccando fondi cruciali per il paese. La vittoria di Magyar è stata accolta con favore da molti leader europei, tra cui Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, che ha definito il risultato un cuore che batte più forte in Europa. Anche il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno salutato con ottimismo l'esito delle elezioni, sperando in una stretta collaborazione con l'Ungheria e gli altri paesi dell'Unione. Si è messo a fare l'autista di August? Non faccio l'autista di Augusto. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, che succede? Devi andare fuori. Siamo vinto la lotteria, Donna. Non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, eh? Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia. Oh, Donna, ci assomigliamo io e tu? Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi. Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. A volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Insieme a te non ci sto. Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavo conoscendo. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema.
Donald Trump ha lanciato un duro attacco alla premier italiana Giorgia Meloni, accusandola di non supportare adeguatamente gli Stati Uniti, in particolare riguardo alla guerra in Iran e alle questioni nucleari. In un'intervista, Trump ha definito scioccante la posizione di Meloni, accusandola di non voler contribuire a fermare l'Iran e di non essere di supporto nella lotta contro il programma nucleare iraniano. La critica ha scatenato forti reazioni politiche in Italia, con l'opposizione che ha preso le difese della premier, mentre alcuni esponenti del governo, come Antonio Tajani, hanno sottolineato l'importanza di mantenere l'unità dell'Occidente, ma con rispetto reciproco. Le accuse di Trump non si sono limitate alla Meloni, ma hanno coinvolto anche Papa Leone, accusato di non comprendere la gravità della situazione in Iran. Le parole del presidente americano hanno sollevato un dibattito interno, con Matteo Renzi che ha criticato la leadership della Meloni, mentre Carlo Calenda ha difeso la premier, lodando la sua fermezza nel rispondere a Trump. Il 13 aprile 2026, la città di Foggia è stata scossa da un tragico omicidio. Annibale Carta, un personal trainer di 42 anni noto come Dino, è stato ucciso a colpi di pistola mentre passeggiava con il suo cane nei pressi dello stadio Zaccheria. L'uomo, incensurato e rispettato nella sua comunità, è stato raggiunto da almeno 4 proiettili sparati probabilmente da un'arma di piccolo calibro. Nonostante i soccorsi immediati, Carta è morto sul posto. Il quartiere, sconvolto dall'accaduto, ha descritto Carta come una persona tranquilla, amato per la sua disponibilità e passione per il lavoro nel fitness. Le indagini sono in corso, con i carabinieri che stanno analizzando testimonianze e telecamere di sorveglianza per identificare l'autore dell'omicidio. La famiglia e la comunità sono profondamente colpite dalla perdita, e si spera che la giustizia faccia il suo corso. Il 12 aprile 2026, 2 maggiorenni sono stati fermati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni, 46 anni, ucciso durante una violenta rissa a Massa, in piazza Palma. L'incidente ha coinvolto anche alcuni minorenni e ha portato al grave ferimento di un altro uomo. I carabinieri di Massa, intervenuti tempestivamente, hanno identificato i sospetti, tra cui Ionut Alexandru Miron, 23 anni, e Eduard Alin Carutasu, 19 anni, entrambi di nazionalità rumena. I 2 sono accusati di concorso in omicidio volontario. Le indagini, coordinate con la Procura dei minorenni di Genova, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. L'autopsia su Bongiorni è prevista nei prossimi giorni e gli interrogatori di garanzia per i sospetti saranno fissati per la prossima settimana. Un giovane di 17 anni, residente a Sant'Egidio alla Vibrata, è stato arrestato per propaganda e istigazione alla delinquenza. L'operazione ha portato al sequestro di dispositivi informatici contenenti materiale estremista, tra cui manuali su come realizzare armi con stampanti 3D. Il ragazzo aveva anche documenti su suprematismo razziale, terrorismo e tecniche per costruire bombe Molotov. Inoltre, è emerso che il giovane promuoveva pratiche sataniche e aveva minacciato di compiere atti violenti, inclusi omicidi, in chat su Telegram. Le indagini hanno rivelato la pericolosità crescente del giovane, che stava pianificando atti terroristici. Le forze dell'ordine, grazie all'intervento tempestivo, hanno evitato gravi conseguenze, mentre continuano a monitorare il fenomeno del terrorismo online. Booking.com ha confermato di essere stata vittima di un attacco hacker che ha messo a rischio i dati personali di alcuni dei suoi utenti. L'attacco ha consentito a terze parti non autorizzate di accedere a informazioni sensibili relative a prenotazioni, inclusi nomi, indirizzi email, numeri di telefono e dettagli delle prenotazioni. Fortunatamente, i dati finanziari degli utenti non sono stati compromessi. In risposta all'incidente, la compagnia ha aggiornato i codici PIN delle prenotazioni e ha informato gli utenti tramite email. Booking.com ha avvertito inoltre i suoi utenti del rischio di phishing, in quanto alcuni hanno segnalato la ricezione di messaggi sospetti che cercavano di ottenere ulteriori informazioni personali. La piattaforma ha consigliato di controllare lo stato delle prenotazioni tramite l'account ufficiale e di adottare misure di sicurezza sui dispositivi. L'attacco sottolinea i rischi legati alla protezione dei dati personali online e la necessità di prestare attenzione a eventuali comunicazioni sospette.
Donald Trump ha lanciato un duro attacco alla premier italiana Giorgia Meloni, accusandola di non supportare adeguatamente gli Stati Uniti, in particolare riguardo alla guerra in Iran e alle questioni nucleari. In un'intervista, Trump ha definito scioccante la posizione di Meloni, accusandola di non voler contribuire a fermare l'Iran e di non essere di supporto nella lotta contro il programma nucleare iraniano. La critica ha scatenato forti reazioni politiche in Italia, con l'opposizione, mentre alcuni esponenti del governo, come Antonio Tajani, hanno sottolineato l'importanza di mantenere l'unità dell'Occidente, ma con rispetto reciproco. Le accuse di Trump non si sono limitate alla Meloni, ma hanno coinvolto anche Papa Leone, accusato di non comprendere la gravità della situazione in Iran. Le parole del presidente americano hanno sollevato un dibattito interno, con Matteo Renzi che ha criticato la leadership della Meloni, mentre Carlo Calenda ha difeso la premier, lodando la sua fermezza nel rispondere a Trump. Il 13 aprile 2026, la città di Foggia è stata scossa da un tragico omicidio. Annibale Carta, un personal trainer di 42 anni noto come Dino, è stato ucciso a colpi di pistola mentre passeggiava con il suo cane nei pressi dello stadio Zaccheria. L'uomo, incensurato e rispettato nella sua comunità, è stato raggiunto da almeno 4 proiettili sparati probabilmente da un'arma di piccolo calibro. Nonostante i soccorsi immediati, Carta è morto sul posto. Il quartiere, sconvolto dall'accaduto, ha descritto Carta come una persona tranquilla, amato per la sua disponibilità e passione per il lavoro nel fitness. Le indagini sono in corso, con i carabinieri che stanno analizzando testimonianze e telecamere di sorveglianza per identificare l'autore dell'omicidio. La famiglia e la comunità sono profondamente colpite dalla perdita, e si spera che la giustizia faccia il suo corso. Il 12 aprile 2026, 2 maggiorenni sono stati fermati per l'omicidio di Giacomo Bongiorni, 46 anni, ucciso durante una violenta rissa a Massa, in piazza Palma. L'incidente ha coinvolto anche alcuni minorenni e ha portato al grave ferimento di un altro uomo. I carabinieri di Massa, intervenuti tempestivamente, hanno identificato i sospetti, tra cui Ionut Alexandru Miron, 23 anni, e Eduard Alin Carutasu, 19 anni, entrambi di nazionalità rumena. I 2 sono accusati di concorso in omicidio volontario. Le indagini, coordinate con la Procura dei minorenni di Genova, stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. L'autopsia su Bongiorni è prevista nei prossimi giorni e gli interrogatori di garanzia per i sospetti saranno fissati per la prossima settimana. Un giovane di 17 anni, residente a Sant'Egidio alla Vibrata, è stato arrestato per propaganda e istigazione alla delinquenza. L'operazione ha portato al sequestro di dispositivi informatici contenenti materiale estremista, tra cui manuali su come realizzare armi con stampanti 3D. Il ragazzo aveva anche documenti su suprematismo razziale, terrorismo e tecniche per costruire bombe Molotov. Inoltre, è emerso che il giovane promuoveva pratiche sataniche e aveva minacciato di compiere atti violenti, inclusi omicidi, in chat su Telegram. Le indagini hanno rivelato la pericolosità crescente del giovane, che stava pianificando atti terroristici. Le forze dell'ordine, grazie all'intervento tempestivo, hanno evitato gravi conseguenze, mentre continuano a monitorare il fenomeno del terrorismo online. Booking.com ha confermato di essere stata vittima di un attacco hacker che ha messo a rischio i dati personali di alcuni dei suoi utenti. L'attacco ha consentito a terze parti non autorizzate di accedere a informazioni sensibili relative a prenotazioni, inclusi nomi, indirizzi email, numeri di telefono e dettagli delle prenotazioni. Fortunatamente, i dati finanziari degli utenti non sono stati compromessi. In risposta all'incidente, la compagnia ha aggiornato i codici PIN delle prenotazioni e ha informato gli utenti tramite email. Booking.com ha avvertito inoltre i suoi utenti del rischio di phishing, in quanto alcuni hanno segnalato la ricezione di messaggi sospetti che cercavano di ottenere ulteriori informazioni personali. La piattaforma ha consigliato di controllare lo stato delle prenotazioni tramite l'account ufficiale e di adottare misure di sicurezza sui dispositivi. L'attacco sottolinea i rischi legati alla protezione dei dati personali online e la necessità di prestare attenzione a eventuali comunicazioni sospette.
A Massa, nella zona di Piazza Palma, si è verificato un tragico episodio che ha sconvolto la comunità. Durante una violenta rissa tra un gruppo di giovani, tra cui alcuni minorenni, 2 uomini sono stati coinvolti in un'aggressione fisica che ha avuto esiti drammatici. Giacomo Bongiorni, un uomo di 46 anni, ha perso la vita a causa delle ferite riportate durante la rissa, mentre l'altro uomo coinvolto è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di identificare rapidamente i soggetti coinvolti, tra cui anche alcuni minorenni. Questo ha suscitato particolare preoccupazione, considerando la gravità della situazione. Le indagini hanno portato al fermo di 2 maggiorenni, Ionut Alexandru Miron, di 23 anni, e Eduard Alin Carutasu, di 19 anni, entrambi di nazionalità rumena. I 2 sono accusati di concorso in omicidio volontario. La Procura della Repubblica di Massa ha avviato un'intensa attività investigativa, collaborando con la Procura dei minorenni di Genova. Nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Giacomo Bongiorni fornirà ulteriori dettagli cruciali per comprendere meglio l'incidente e le cause della morte. Inoltre, la Procura ha fissato gli interrogatori di garanzia per i 2 arrestati, che avverranno nei primi giorni della prossima settimana. Questo episodio ha scosso profondamente la comunità di Massa, che ora attende giustizia per una morte che, secondo le autorità, è stata causata da un'aggressione violenta e senza motivo. Donald Trump ha criticato duramente la premier italiana Giorgia Meloni, accusandola di non supportare adeguatamente gli Stati Uniti, specialmente riguardo alla guerra in Iran e al programma nucleare iraniano. Durante un'intervista, Trump ha dichiarato di essere scioccato dalla sua posizione, dicendo che Meloni non vuole aiutarli a fermare l'Iran. Le sue critiche non si sono fermate qui. Ha anche attaccato Papa Leone Capotice, accusandolo di non comprendere la gravità della situazione in Iran. Le parole di Trump hanno suscitato forti reazioni in Italia, con la politica italiana divisa. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha condannato l'attacco, sostenendo che l'Italia è un paese sovrano. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha difeso la posizione di Meloni, sottolineando che l'Italia resterà un alleato sincero dell'Occidente, ma con rispetto reciproco. Matteo Renzi ha criticato la leadership di Meloni, accusandola di non aver gestito bene la questione dei migranti e dell'energia, mentre Carlo Calenda di Azione ha lodato Meloni per aver risposto con coraggio a Trump. Le dichiarazioni di Trump mettono in discussione le relazioni future tra Italia e Stati Uniti, ma il governo italiano ha ribadito il suo impegno nelle alleanze internazionali. Palagonia, i carabinieri con il supporto dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia hanno arrestato un 26enne per spaccio di droga. Le indagini sono partite da un comportamento sospetto del giovane, che frequentava frequentemente la sua abitazione. Dopo aver seguito il suo movimento, i militari lo hanno fermato insieme a un coetaneo e, durante un controllo, hanno deciso di perquisire la sua casa. All'interno hanno trovato 30 grammi di marijuana, dosi già pronte per la vendita, hashish e bilancini di precisione. Ma la sorpresa più grande è stata una cassaforte, nella quale, dopo l'intervento dei vigili del fuoco, sono stati rinvenuti 12 grammi di cocaina e 7 grammi di crack. Il giovane è stato arrestato e l'operazione è stata convalidata dall'autorità giudiziaria, segnando un successo nella lotta alla criminalità e al traffico di droga a Palagonia. Un ragazzo di 17 anni di Sant'Egidio alla Vibrata è stato arrestato per aver diffuso materiale estremistico alla violenza. Le indagini, partite dalla Procura dei minorenni di L'Aquila, hanno portato alla perquisizione della sua casa, dove sono stati trovati dispositivi informatici contenenti materiale neonazista, suprematista e terrorista, inclusi manuali per realizzare armi con stampanti 3D. Il giovane possedeva una stampante 3D e aveva intenzione di costruire pistole semiautomatiche.
Tra i documenti trovati c'erano anche guide per costruire bombe Molotov e informazioni su tecniche di attacco fisico letali. Il ragazzo aveva minacciato di compiere un omicidio, dichiarando di voler accoltellare qualcuno a morte a Bergamo. Le autorità hanno arrestato il giovane e lo hanno collocato in una comunità per motivi di sicurezza pubblica. L'operazione ha impedito che il ragazzo, che aveva già mostrato inclinazioni violente, potesse realizzare i suoi piani di terrorismo. Il materiale sequestrato ha evidenziato l'uso di tecnologie per realizzare armi e il crescente rischio che simili ideologie estremiste si diffondano tramite i social media. L'operazione ha anche sottolineato l'importanza di monitorare le attività online per prevenire la diffusione di violenze ideologiche. Il sito di prenotazioni Booking.com è stato recentemente vittima di un attacco hacker che ha messo a rischio i dati personali di alcuni utenti. Gli hacker sono riusciti a ottenere informazioni sensibili relative alle prenotazioni, tra cui nomi, indirizzi, email, numeri di telefono e dettagli delle prenotazioni. Tuttavia, i dati relativi ai pagamenti non sono stati compromessi. Dopo l'attacco, Booking.com ha aggiornato i codici PIN delle prenotazioni e ha informato gli utenti colpiti tramite email. L'attacco ha anche creato il rischio di phishing con alcuni utenti che hanno ricevuto messaggi sospetti via email e WhatsApp, cercando di ottenere ulteriori informazioni personali. Booking.com ha avvertito gli utenti di prestare attenzione a comunicazioni non verificate e di non cliccare su link sospetti. Per prevenire ulteriori danni, Booking.com ha consigliato agli utenti di controllare lo stato delle prenotazioni tramite il loro account ufficiale, attivare misure di sicurezza sui dispositivi e aggiornare gli antivirus. Inoltre, la piattaforma ha invitato a contattare il servizio clienti in caso di dubbi o tentativi di phishing. Questo attacco hacker mette in evidenza i rischi legati alla sicurezza dei dati personali su piattaforme online. Un tragico omicidio ha scosso la città di Foggia nella serata del 13 aprile 2026, quando Annibale Carta, noto personal trainer di 42 anni, è stato ucciso a colpi di pistola mentre passeggiava con il suo cane nel quartiere vicino allo stadio Zaccheria. Conosciuto da tutti come Dino, Carta è stato colpito da almeno 4 proiettili, probabilmente sparati da un'arma di piccolo calibro. Nonostante l'intervento dei soccorsi, la vittima non è riuscita a sopravvivere agli spari. L'omicidio è avvenuto in tarda serata in via Caracciolo, una zona semicentrale della città. Secondo le prime ricostruzioni, Carta era uscito di casa per portare a spasso il suo cane quando è stato raggiunto dai colpi. I residenti della zona, allarmati dai rumori degli spari, sono rimasti sconvolti. Molti descrivono la vittima come una persona tranquilla e rispettata nella comunità. Una bravissima persona. Sposato con figli piccoli. Non ci siamo accorti di nulla, abbiamo solo sentito alcuni colpi, ma non abbiamo capito subito cosa fosse successo. Davvero una cosa terribile, hanno racconti della zona. Annibale Carta era molto conosciuto per il suo lavoro come personal trainer, aiutando molte persone a migliorare la loro condizione fisica. La sua morte ha sconvolto amici, familiari e tutta la comunità, che ora si interroga sul motivo di un gesto così violento e inspiegabile. Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente sul luogo dell'omicidio. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto, ma al momento non ci sono certezze sul movente. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare l'autore dell'agguato. Non vengono escluse piste legate a conflitti personali, ma anche altre ipotesi sono al vaglio. Un tragico episodio ha sconvolto la città di Siverek, nel sud-est della Turchia, quando un ex studente della scuola professionale tecnica, Ahmet Koyuncu, ha aperto il fuoco all'interno dell'istituto, ferendo 16 persone, tra cui studenti, insegnanti e altri membri del personale. L'aggressore, un giovane di 18 anni,
ha colpito senza un apparente obiettivo specifico, causando il panico tra i presenti. Dopo l'attacco si è barricato all'interno della scuola e si è tolto la vita prima dell'arrivo delle forze di polizia. Le vittime fortunatamente sono tutte sopravvissute, ma alcuni feriti sono in gravi condizioni, in particolare un insegnante che si trova in stato critico. I 16 feriti, tra cui 10 studenti, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Siverek, con 4 di loro trasferiti per ricevere cure più avanzate. Nonostante la gravità della situazione, nessuna vittima ha perso la vita. L'attacco ha scosso profondamente la comunità locale, dato che episodi di sparatorie nelle scuole sono rari in Turchia. Le forze di polizia, unitamente alle unità speciali, sono intervenute tempestivamente per evacuare gli studenti e il personale scolastico, evitando ulteriori tragedie. Tuttavia, il movente dietro questa violenza rimane sconosciuto. Le autorità hanno avviato un'indagine approfondita per comprendere le cause di questo gesto, anche se si ipotizza che l'aggressore fosse in uno stato di crescente instabilità emotiva e sociale. Il governatore di Sanliurfa, Hasan Sildak, ha dichiarato che l'incidente sembra essere un episodio isolato, ma ha comunque sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle scuole e sulla gestione di problematiche emotive tra i giovani. La procura locale sta seguendo attentamente il caso. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran ha raggiunto nuove vette di tensione con l'annuncio del blocco navale imposto dagli Stati Uniti nello stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche al mondo. La misura, che coinvolge 15 navi statunitensi per monitorare e fermare il traffico attraverso la zona, ha suscitato preoccupazioni internazionali, in particolare per il suo impatto sull'economia globale e il flusso di petrolio. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha espresso timori per i danni economici derivanti dalla chiusura di una delle arterie vitali per il commercio internazionale. Nonostante gli sforzi diplomatici per fermare l'escalation, i colloqui tra Stati Uniti e Iran a Islamabad sono falliti dopo 21 ore di discussioni. Le divergenze rimangono profonde, con l'Iran che rifiuta le richieste degli Stati Uniti di sospendere per 20 anni l'arricchimento dell'uranio. Da parte sua, il governo iraniano ha accusato Washington di avere posizioni irrealistiche e ha continuato a criticare le pressioni economiche come una forma di terrorismo economico. Nel frattempo, la Cina, alleata dell'Iran, ha reagito duramente alle minacce di Trump riguardo a possibili dazi su merci cinesi, minacciando di adottare contromisure. Pechino ha anche denunciato il blocco navale come una minaccia alla stabilità regionale, ritenendo che possa acutizzare ulteriormente le tensioni e mettere a rischio il fragile cessate il fuoco in corso. La Lombardia si prepara a diventare un punto di riferimento internazionale per il downhill e l'e-bike nel 2026, con eventi di grande rilevanza che vedranno protagonisti Aprica, Bormio e Madesimo. La regione ospiterà le tappe degli internazionali d'Italia Downhill e la World Cup e-bike, consolidando la sua posizione nel panorama del turismo sportivo di montagna. Le gare si svolgeranno a Aprica dal 12 al 14 giugno, Bormio dal 31 luglio al 2 agosto, Madesimo dal 4 al 6 settembre. Oltre a far parte della Coppa Italia FCI, le tappe saranno anche inserite nel circuito internazionale Ryder Cup 2026, riconosciuto da UCI e FFCI. Un'importante aggiunta al calendario sarà la World Cup e-bike del 7 giugno ad Aprica, con una prova del campionato italiano FMI. Questo impegno, frutto di una collaborazione tra Regione Lombardia, amministrazioni locali e federazioni, punta a unire sport, promozione turistica, giovani e sicurezza, potenziando le infrastrutture e le opportunità di crescita per i territori montani, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, promuovendo la destagionalizzazione. Madesimo, Bormio e Aprica sono territori simbolo di questo cambiamento, con impianti e percorsi che richiamano appassionati e atleti da tutta Italia e dall'estero.
Il sindaco di Madesimo, Daniela Pilatti, ha sottolineato come il Made Bike Park della località stia diventando un punto di riferimento per il downhill, mentre il sindaco di Bormio, Silvia Cavazzi, ha evidenziato il valore di una visione condivisa che coinvolge tutta la Valtellina. Aprica, con il suo Aprica Bike Land, inaugura quest'anno un nuovo bike park con 5 trail di diverse difficoltà e si prepara a ospitare 2 importanti gare internazionali. L'11 aprile 2026 un tragico errore ha segnato un raid aereo delle forze armate nigeriane contro il mercato di gialli Fucimiram nel nord-est della Nigeria, che ha causato la morte di almeno 100 civili, tra cui numerosi bambini. L'operazione era destinata a colpire i ribelli jihadisti, tra cui i membri di Boko Haram, ma ha finito per colpire un mercato affollato, dove molti civili erano impegnati nelle loro attività quotidiane. Le stime locali parlano di oltre 200 vittime, ma il numero esatto non è ancora stato confermato. Amnesty International ha condannato fermamente l'uso sconsiderato della forza letale, sottolineando che l'attacco rappresenta una violazione dei diritti umani poiché colpisce indiscriminatamente i civili. L'organizzazione ha chiesto un'indagine indipendente per chiarire le circostanze dell'incidente e migliorare il coordinamento nelle operazioni militari. Le testimonianze parlano di bambini tra le vittime, aumentando la gravità dell'incidente e suscitando indignazione internazionale. L'esercito nigeriano ha difeso l'operazione, dichiarando che l'attacco era mirato a colpire un rifugio jihadista utilizzato dai membri di Boko Haram per raccogliere fondi. Nonostante le giustificazioni, il numero elevato di vittime civili e i danni collaterali sollevano dubbi sulla modalità di conduzione delle operazioni. La Nigeria è da anni alle prese con l'insurrezione jihadista di Boko Haram, che controlla ampie aree nel nord-est del paese. Le forze armate nigeriane hanno spesso eseguito raid aerei per combattere i gruppi terroristici, ma questi attacchi sono difficili da pianificare in un territorio dove i ribelli si nascondono tra la popolazione civile. L'incidente ha suscitato reazioni forti, con la comunità internazionale che esercita pressioni affinché vengano adottate misure per evitare ulteriori tragedie. La necessità di un approccio più mirato e accurato nelle operazioni contro i gruppi jihadisti è urgente per prevenire altre perdite di vite innocenti e per ricostruire la fiducia della popolazione nelle forze armate nigeriane. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un nuovo picco, con l'annuncio da parte di Washington di un blocco navale nelle acque del Golfo di Oman e del Mar Arabico, a est dello Stretto di Hormuz, una zona cruciale per il traffico di petrolio globale. A partire dalle 16 del 13 aprile 2026, il blocco coinvolgerà tutte le imbarcazioni in transito, indipendentemente dalla loro bandiera, con eccezioni per il diritto di passaggio neutrale verso destinazioni non iraniane. Tuttavia, le navi potrebbero essere soggette a controlli per verificare la presenza di merci di contrabbando. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di eliminare qualsiasi nave iraniana che tentasse di violare il blocco, dichiarando su Truth Social: "La marina iraniana giace sul fondo del mare, completamente annientata. Se una qualsiasi di queste navi si avvicina al nostro blocco, verrà immediatamente eliminata." Trump ha inoltre enfatizzato i successi della Marina degli Stati Uniti nel fermare il traffico di droga, rivendicando il 98,2% di successo. Il blocco navale è accompagnato da un avvertimento che prevede l'intercettazione, il dirottamento o il sequestro di navi che violino le restrizioni, con eccezioni per le spedizioni umanitarie come alimenti e forniture mediche, che dovranno essere ispezionate ma non bloccate. Le dichiarazioni di Trump hanno inasprito ulteriormente le tensioni, con l'amministrazione statunitense che ha aperto la possibilità di opzioni militari più drastiche in caso di fallimento dei negoziati. Non voglio farlo, ma si tratta delle loro risorse idriche, dei loro impianti di desalinizzazione, delle loro centrali elettriche che sono molto facili da colpire, ha dichiarato il presidente, suggerendo che l'Iran potrebbe essere vulnerabile a colpi mirati.
Nel frattempo i negoziati tra Stati Uniti e Iran a Islamabad sono falliti, con il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi che ha attribuito la colpa alla posizione massimalista degli Stati Uniti, che ha modificato costantemente le proprie richieste. Il 10 aprile 2026 la Digios della Questura di Napoli, insieme al Commissariato di Polizia di Stato di Castellammare di Stabia e al Reparto Prevenzione Crimine Campania, ha eseguito un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 5 ultras della Juve Stabia accusati di rapina aggravata. L'ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, in relazione a un episodio di rapina avvenuto la notte del 7 dicembre 2024, dopo l'incontro di calcio tra Juve Stabia e Sud Tirol. Gli arrestati, tutti appartenenti alla tifoseria organizzata della Juve Stabia, sono accusati di aver rapinato tifosi del Sud Tirol, che dopo aver assistito alla partita si erano fermati nel centro di Castellammare di Stabia. I 5 destinatari delle misure cautelari sono stati sottoposti al divieto di dimora nel comune di Castellammare di Stabia, con 2 di loro sottoposti anche all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini hanno rivelato che gli ultras, utilizzando mazze di legno, hanno creato un serio pericolo per la sicurezza pubblica nei pressi dello stadio. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati oggetti rapinati, sciarpe, felpe e vessilli, presso i domicili di altri 6 indagati, accusati di ricettazione. Inoltre è stato emesso un provvedimento di DIASPO nei confronti di alcuni degli indagati con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli sviluppi delle indagini hanno anche portato alla scoperta che gli indagati avevano postato su Facebook, tramite 2 pagine legate agli ultras della Juve Stabia, le foto dei trofei rapinati, trattandoli come un simbolo di vittoria. Il forte vento che ha colpito la Puglia nelle ultime ore ha causato 2 tragici incidenti che hanno portato alla morte di 2 persone e al ferimento grave di un'altra. La Procura di Trani ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause degli eventi venuti a Bisceglie e Taranto, dove il maltempo ha avuto un impatto devastante, con vittime travolte da alberi e oggetti volanti. Il primo incidente si è verificato a Bisceglie, in provincia di Barletta Andria Trani, dove una ragazzina di 12 anni è stata travolta da un albero abbattuto dal vento. La giovane stava tornando a casa da scuola quando l'albero è crollato su di lei, causando danni fatali. Nonostante il pronto intervento dei soccorritori, la ragazzina è deceduta durante il trasporto in ospedale. La Procura ha avviato un'inchiesta per capire se ci siano responsabilità nella gestione del verde pubblico. A Taranto, un altro tragico incidente ha visto la morte di Roberto Di Ponzio, un operaio di 38 anni colpito da un palo della luce, caduto mentre lavorava su una gru nei pressi del cimitero San Brunone. Le forti raffiche di vento hanno probabilmente causato la caduta improvvisa del palo, uccidendo l'operaio sul colpo. I carabinieri e il personale dello Spesal sono intervenuti per ricostruire l'incidente e accertare le eventuali responsabilità. In un altro episodio, a Margherita di Savoia, un operaio di 64 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in un'azienda agricola. L'uomo è stato colpito da cassoni di frutta che sono caduti a causa delle raffiche di vento. Trasportato d'urgenza in ospedale, ha riportato un trauma cranico e una frattura cervicale. Le indagini sono in corso. I rapporti tra la Casa Bianca e il Vaticano hanno raggiunto un punto di rottura senza precedenti, segnato dalle dure dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV. Il pontefice, il primo americano ad essere eletto Papa, è stato attaccato da Trump, che lo ha definito bole sulla criminalità e è pessimo in politica estera. La polemica è esplosa dopo un post pubblicato su Truth Social, dove Trump ha insinuato che l'elezione del Papa fosse dovuta più alla sua vicinanza agli Stati Uniti che ai suoi meriti religiosi. Papa Leone XIV, che si trovava in volo verso l'Algeria, ha risposto prontamente,
ribadendo il suo impegno per la pace e il dialogo. In un'intervista ha dichiarato di non temere l'amministrazione Trump e di non voler entrare in un dibattito politico, sottolineando che il suo compito è parlare del Vangelo e promuovere la pace. Non sono un politico, ha affermato, esortando i leader mondiali a riflettere sulle sofferenze causate dalla guerra e a perseguire la riconciliazione. Le tensioni tra Trump e Papa Leone XII non sono nuove e risalgono a divergenze precedenti sulla politica internazionale. Trump ha criticato il Papa per non condannare l'Iran per il suo programma nucleare e per non prendere una posizione più dura contro il Venezuela, accusato di inviare droghe negli Stati Uniti. Queste critiche hanno alimentato ulteriormente la frattura tra la Casa Bianca e il Vaticano. Il durissimo attacco di Trump ha suscitato reazioni anche da parte di altri leader religiosi e politici. I vescovi americani hanno definito le parole di Trump denigratorie, ribadendo che il Papa non è un avversario politico, ma un messaggero di pace. L'arcivescovo Paul S. Coakley ha difeso il pontefice, sottolineando che il suo ruolo è quello di promuovere la verità del Vangelo e la cura delle anime, non di essere una controparte politica. Il 12 aprile 2026 segna la fine di un'era politica in Ungheria, con la sconfitta di Viktor Orban e l'elezione di Péter Magyar, leader del partito di opposizione Tissa, come nuovo primo ministro. La vittoria di Magyar, sancita da un'affluenza record alle urne, con oltre il 77% di partecipazione, segna la fine dei 16 anni di governo di Orban, che aveva dominato la politica ungherese con politiche autoritarie e un rapporto controverso con l'Unione Europea. Magyar ha ottenuto una supermaggioranza, conquistando 138 seggi su 199, il che gli permette di modificare la Costituzione e introdurre un nuovo corso politico. Orban, che aveva guidato il paese in un periodo di crescente isolamento internazionale, ha ammesso la sconfitta, definendo il risultato chiaro e doloroso. Nonostante le critiche per le sue politiche autoritarie, ha promesso di continuare a servire l'Ungheria dall'opposizione. La sua sconfitta non segna solo la fine di un ciclo politico interno, ma anche una svolta nelle dinamiche geopolitiche che si propone di rafforzare i legami con l'Unione Europea e la NATO, sbloccando fondi cruciali per il paese. La vittoria di Magyar è stata accolta con favore da molti leader europei, tra cui Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, che ha definito il risultato un cuore che batte più forte in Europa. Anche il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno salutato con ottimismo l'esito delle elezioni, sperando in una stretta collaborazione con l'Ungheria e gli altri paesi dell'Unione. Si è messo a fare l'autista di Augusta. Non faccio l'autista di Augusta. Beh, che fai? Lavoro con lui. Nonna, io sto uscendo. Devi andare fuori. Insomma, vinto la lotteria, Non lo devi dire a mio fratello che siamo venuti qua, Perché? Si vogliono vendicare con la nostra famiglia.
Oh donna, assomigliamo io e tu? Che tipo di faccia? Pure. Pensate a cosa amate del vostro partner. È bellissima, divertente e ha una risata fantastica. Mi piace il fatto che sia premuroso, comprensivo, molto aperto. Zendaya e Robert Pattinson in una commedia romantica unica e imprevedibile. Cos'è successo? C'è solo un po' di dramma. Conosci davvero chi ami? Emma e Charlie. The Drama, un segreto e per sempre, dall'1 aprile al cinema. Il dio dell'amore fa dei giri lunghi. Sai quello che fa innamorare, che scocca le frecce. A volte incomprensibili. Sono incinta. Bello. Sei sicuro che è tuo? Insieme a te non ci sto. Dobbiamo smettere di vederci. Chi? Io e te. Anche io e Ada ci stavamo lasciando. Poi è successo questo miracolo. Il dio dell'amore. Dal 26 marzo al cinema. Quando vuoi siamo pronti, Michael. Sa cosa voglio? Essere la star più grande al mondo. Tu hai una luce molto speciale. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Questo è solo l'inizio. Michael. Dal 22 aprile al cinema. Donald Trump ha lanciato un duro attacco alla premier italiana Giorgia Meloni, accusandola di non supportare adeguatamente gli Stati Uniti, in particolare riguardo alla guerra in Iran e alle questioni nucleari. In un'intervista, Trump ha definito scioccante la posizione di Meloni, accusandola di non voler contribuire a fermare l'Iran e di non essere di supporto nella lotta contro il programma nucleare iraniano. La critica ha scatenato forti reazioni politiche in Italia, con l'opposizione che ha preso le difese della premier, mentre alcuni esponenti del governo, come Antonio Tajani, hanno sottolineato l'importanza di mantenere l'unità dell'Occidente, ma con rispetto reciproco. Le accuse di Trump non si sono limitate alla Meloni, ma hanno coinvolto anche Papa Leone, accusato di non comprendere la gravità della situazione in Iran. Le parole del presidente americano hanno sollevato un dibattito interno, con Matteo Renzi che ha criticato la leadership